Per la nona giornata del campionato di seconda categoria, Girone C, al Grondona il Pontedecimo di mister Arecco ospita lo Sturla guidato da mister Capitta. I Granata, reduci dalla sconfitta in esterna sul campo del Recreativo, cercano oggi un pronto riscatto davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte i verde biancorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale lontano da casa, arrivano al Grondona con la voglia di invertire la rotta. Arbitra l'incontro il signor Gambaro della sezione di Genova. Partenza che è subito calda, nono minuto, primo episodio in area per il Pontedecimo. Marino e Montermini si incrociano, il contatto c'è, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per intervenire e lascia proseguire. Al 14esimo, prima grande occasione della partita per i Granata, Grazzi inventa, Pasti si infila bene, arriva davanti a raggio, ma il portiere ospite gli chiude lo specchio e salva lo Sturla. Al 15esimo, direttore di gara è chiamato nuovamente a rapporto per questo contrasto in area ai danni di Zinnari, ma anche qui Gambaro lascia correre. Lo Sturla cresce, al 24esimo ci prova Scarfì, destro interessante dei 20 metri, palla alta non di molto. Al 26esimo la partita si sblocca, punizione morbida di Capitan Balestrero, Grazzi anticipa tutti di testa battendo anche raggio e siglando il gol dell'1-0. Passano solo 4 minuti e arriva anche il raddoppio, alla mezz'ora Pasti dalla sua mattonella disegna una punizione splendida dai 30 metri, che si infila alle spalle dell'estremo difensore ospite portando a 2 le marcature Granata. Sul finale del primo tempo lo Sturla torna a spingere, reclama 2 volte per presunti tocchi di mano nell'area di casa, prima su Balestrero, poi su Tirasso. In entrambe le circostanze l'arbitro lascia proseguire. Rivediamo il tutto grazie alle nostre immagini. Si va così al riposo con il Pontedecimo avanti di 2 reti. Ripresa che si apre con la stessa intensità, al 54esimo ancora proteste dello Sturla per un contatto tra Papillo e Fontana, ma anche qui Gambaro dice no. Rivediamo al rallenti. Al 60esimo passa l'acqua, accende la speranza, ma la sua conclusione da fuori termina di pochissimo a lato. Al 73esimo arriva l'episodio che riapre la partita. Maggi controlla in area, sterza e viene atterrato da Tirasso. Questa volta per l'arbitro non ci sono dubbi, assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Capitan Baratti che non sbaglia e spiazza Corsini firmando il gol del 2-1. Lo Sturla, rinfrancato dal gol, continua a crederci. All'80esimo Fontana trova un varco per servire Maggi, ma Corsini legge l'azione e chiude in uscita bassa. All'83esimo il Pontedecimo prova a chiuderla con un corner di Lorusso, sul quale Montermini si avventa senza però riuscire a trovare la deviazione vincente. Nel finale al 90esimo ci prova anche Chiusano, ma il controllo con il braccio spezza l'azione proprio sul più bello. Nel recupero arriva anche l'episodio che condanna definitivamente gli ospiti. Gelcic ferma irregolarmente la ripartenza dei Raganini. Il vantaggio viene concesso, ma a gioco fermo il numero 20 riceve il secondo giallo e viene costretto ad abbandonare il campo. Pontedecimo Sturla termina dunque sul risultato di 2-1. Tornano a sorridere i ragazzi di mister Arecco, centrando la quarta vittoria stagionale e salendo a quota 15 in quinta posizione in classifica. Niente da fare per i ragazzi di mister Capitta che nonostante un secondo tempo di livello rimangono ancora a secco di vittorie lontano da casa e scivolano in 10ª posizione in piena zona play-out.